Ricominciamo con la sessione pomeridiana, ricominciamo con l'intervento di Totoni Sanna. Totoni ha una storia per alcuni versi simile a quella di Sardara, ovviamente con numeri diversi, però insomma ha preso uno sport assolutamente poco praticato in una città che aveva, diciamo, come monocultura quella calcistica, e ha inventato un qualcosa di molto interessante, portando poi manifestazioni internazionali a Nuoro, creando un movimento importantissimo di softball, tant'è che poi il suo ruolo è stato riconosciuto anche a livello nazionale e internazionale, tant'è che siede ai tavoli della federazione. Sei di ritorno da Tokyo, ma adesso ci racconterai un pochino tutto tu. A te la parola. Intanto buonasera e grazie dell'invito. Paragonarmi all'esperienza di Sassi del basket è sicuramente un paragone eccessivo per ciò che mi riguarda, però credo che probabilmente abbiamo iniziato prima e in un territorio sicuramente più difficile. Parliamo di Nuoro, la città di Nuoro, quindi in Barbagia, con una disciplina particolare che è il softball. Molti considerano magari più il baseball, è la parte tra virgolette in Italia femminile di questa disciplina prettamente americana, che è iniziata negli anni 70 a Nuoro e successivamente alla parte in cui ho passato la mia esperienza come giocatore e poi come tecnico, ho iniziato con alcuni amici l'esperienza da dirigenziale in tenera età, perché abbiamo fondato questa società nel 1993, quindi avevo circa 30 anni, iniziando da zero. Inteso che non c'era niente, non c'era il campo, non c'era alcunché, una disciplina, ripeto, nuova, per cui ancora oggi che sport fa è softball, che sport è, come si gioca, e quindi tra 4 cantoni, piuttosto che da noi si diceva ancora bullino, per cui uno sport nuovo. E niente, senza alcuna impiantistica, senza alcuna organizzazione, senza alcuna niente. Ma questa è la volontà che abbiamo avuto e per cui abbiamo cominciato a giocare e abbiamo pensato anche come però portare l'interesse della nostra comunità verso questa disciplina, e cominciando con le infrastrutture e pensando che oltre che i campionati, in quel momento eravamo in Serie C, e dopo 6 anni siamo arrivati nella massima categoria, la Serie A1, per cui ci abbiamo giocato per 17 anni consecutivi, abbiamo cominciato a pensare a cosa bisognava fare per rendere questo sport appetibile, riconoscibile, e come potevamo fare per fare in modo che questa avventura avesse anche un futuro per il dopo di noi. Per cui abbiamo cominciato chiaramente dalla parte dell'impiantistica, perché volevamo essere accoglienti per chi veniva alla nostra disciplina, dire come si gioca, dove si gioca e quant'altro. E per cui abbiamo... Dove vado? Così? No. Aspetta un po'. Mi sposto come? Ok? Quindi abbiamo iniziato col pensare come accogliere coloro i quali volevano iniziare a fare questo tipo di attività e renderla il più possibile accogliente. Per cui lo stadio, che non esisteva, e per cui abbiamo cominciato a costruirlo, e questo è lo stadio nel periodo pre-campionato, perché ancora non è addobbato per la parte pubblicitaria per come deve essere, per cui abbiamo iniziato a farci lo stadio. Quando dico abbiamo, vuol dire che fisicamente l'abbiamo costruito con le nostre mani. E per cui abbiamo iniziato a fare la parte tecnica, ma poi abbiamo detto anche, dove accogliamo anche gli eventuali turisti? Ricordatevi che il baseball è uno sport americano, per cui la clubhouse, la struttura recettiva è importante quanto l'impianto di gioco, e per cui abbiamo anche poi costruito la nostra Cinghis, che è da cinghiali, che è la nostra mascotte, con la nostra clubhouse, che è ultimata quasi, è pressoché ultimata, con la parte ristorante, che però può anche essere una sala riunioni o conferenze o incontri per la parte, e più anche altre attività ludiche con la parte dei bambini. Per cui abbiamo quindi costruito il contenitore e poi abbiamo cominciato a riempirla di contenuti. Per cui abbiamo aperto la scuola, che è una scuola prettamente estiva, quindi al termine dell'attività scolastica, con una serie di attività, vedete l'orto, vedete poi abbiamo fatto i giochi sull'acqua, nell'erba, le escursioni nella pineta che è di fronte all'impianto, per cui un po' di attività per
far conoscere nelle scuole elementari, su cui siamo anche presenti con i nostri tecnici ogni mattina, con la scuola. Le nostre squadre, che è tutta presente la parte, la senior, le categorie giovanili e quant'altro, per cui insomma è uno sport femminile che però prevede fino ai 12 anni attività insieme ai ragazzi, e chiaramente abbiamo cominciato a dire come promuoviamo il nostro territorio, quindi organizzando qualcosa all'interno, ma anche partecipando a esportare la nostra attività diciamo, all'estero in questo caso. Qua chiaramente abbiamo messo il nostro pulmino che utilizziamo per la parte insomma, più regionale, ma per indicare insomma, il movimento. Per cui siamo stati a Mosca con uno scambio culturale e sportivo, insomma abbiamo fatto un Mosca-Nuoro andata e ritorno, perché poi i moscoviti vennero in Sardegna, torni a Nizza, siamo stati a Cuba, siamo stati a Praga più volte, per cui ho cominciato a esportare tutta la nostra attività. Questo per la parte esterna, ma ovviamente avevamo anche necessità di essere conosciuti all'interno, e anche abbiamo quindi attivato una serie di manifestazioni che potessero sportivamente far crescere le nostre squadre per poi farle arrivare in Serie A1, ma anche fare anche attività che era di contorno all'attività prettamente sportiva, che è quella che poi insomma si è rivelata un risultato importante dal punto di vista della promozione turistica sportiva territoriale della nostra realtà. Per cui abbiamo cominciato abbiamo fatto delle serie di tornei. 17 tornei internazionali, Francesco Sanna, perché c'è una storia anche personale, il tutto nasce appunto da mio padre, che ha iniziato l'attività, che io ho proseguito a seguito della sua scomparsa, e per 17 anni consecutivi abbiamo cominciato a fare questo torneo in sua memoria, ma che di fatto portavano società e persone al nostro interno. Abbiamo organizzato nel 96 un campionato europeo di categoria juniore, parliamo sempre femminile, nel 98 la Coppa Intercontinentale, la seconda volta che è stata fatta e poi non è stata mai più fatta in Italia a livello seniores. Abbiamo partecipato alla Coppa delle Coppe come club vincitori della Coppa Italia nel 2011, e l'ultima esperienza fatta a livello internazionale è l'organizzazione del campionato europeo cadette del 2015. A queste manifestazioni, vedete, nel torneo Francesco Sanna, queste sono le squadre quindi le città, la gente insomma che ci ha visitato, oltre che noi appunto Livorno, Bollate, Bologna, dall'estero Praga piuttosto che Harlem e Amsterdam appunto, alcune nazionali di categoria tutte quante seniores, tutte persone che venivano nel periodo precampionato, quindi parliamo marzo-aprile, considerate che la nostra stagione inizia da aprile fino a luglio, e che cominciavano ad affluire a Nuoro, con cui insomma si creavano questi legami che erano di natura sia sportiva ma anche poi di altro genere, perché poi questi tornavano durante il campionato, e per cui insomma si nasceva così. Nella parte più internazionale, quella ufficiale, nel 96 organizzammo il campionato europeo juniores, e fu la prima esperienza con cui appunto con la partecipazione di Italia, Spagna, Svezia, Belgio, Repubblica Ceca, Olanda, Romania, Francia e Russia, ogni delegazione è composta da 25 a 30 persone. La particolarità dove sta in queste manifestazioni internazionali? Che per regolamento ogni nazione si paga tutto, cioè il trasporto, vitto, alloggio, rimane a carico dell'organizzazione locale, i trasporti interni, cioè aeroporto piuttosto che porto fino alla città, e gli spostamenti dagli alberghi ai campi e viceversa. Si trattava quindi di cominciare anche a portare economia reale, perché queste persone per venire in Sardegna dovevano di pagarsi tutto quanto, e per noi erano risorse che drenavano, si portavano appunto nella nostra realtà, non solamente in Nuorese, ma lo diremo poi nell'esperienza finale appunto nell'ultima che abbiamo fatto, per arrivare in Sardegna, e per cui insomma venivano a Nuoro per i tornei, ma come potete immaginare queste manifestazioni sono sempre fatte di spalla fine dell'anno scolastico, per cui maggio-giugno ovviamente non si fermavano a Nuoro, perché arrivare in Sardegna a Nuoro voleva dire poi visitare il centro Sardegna, ma fermarsi o in arrivo o in partenza nelle coste. Nel 98 organizziamo la Coppa Intercontinentale, per cui allarghiamo la cerchia, insomma, oltre che Italia, qua parliamo di seniores, quindi la squadra assoluta, Cina, Cuba, Nuova Zelanda, Russia, Spagna, per cui importiamo per la prima volta, e credo anche l'unica che mi ricordi, insomma, anche l'H in città, per cui insomma, fatta al femminile ha anche un grande
un risultato insomma, molto interessante, e quindi anche comincia insomma, a partecipare anche alle nostre manifestazioni, in questo caso allora presidente del Comitato Olimpico Italiano, oggi membro CIO Mario Pescante e quant'altro. Per cui abbiamo continuato ad allargare e quindi insomma, a portare il nome di Nuoro, ma dico anche insomma, della Sardegna, e qui c'è una cosa molto simpatica, al momento che dell'invito, parliamo del 98, ricordatevi, dell'invito a Nuova Zelanda, la risposta che ci arrivò via email era dove siete? E quindi a questo punto abbiamo capito insomma, che forse un problema di comunicazione, insomma io, Nuoro, Sardegna per me, chi non sa, e in questo caso abbiamo riscontrato che in quel periodo c'era ancora una difficoltà nel conoscere insomma, la nostra posizione geografica. Nel 2012 come club partecipiamo alla Coppa delle Coppe in quanto vincitrici della Coppa Italia, arriviamo secondi dietro la squadra olandese dell'Haarlem e quindi continuiamo a costruire questo percorso, cercando di aggiustare sempre quelle che erano le difficoltà e anche il vendere il prodotto, fino a che arriviamo al campionato europeo 2015 scelto scientemente perché abbiamo detto come possiamo portare più persone, e la categoria dell'Under 15, quindi parliamo di ragazzine, era quella che ci sembrava più vicina anche al conseguimento del nostro obiettivo, portare persone. E allora, sulla mia esperienza internazionale vedevo nel giro per l'Europa che tutti i tornei degli Under 18, Under 15, quasi ogni atleta aveva il genitore che seguiva l'atleta, a volte lo zio, a volte il padrino, a volte la sorella, insomma c'era un movimento turistico che seguiva l'atleta. Quindi organizziamo l'Italia, Repubblica Ceca, Belgio, Russia, Gran Bretagna, Spagna, un torneo quindi con sei nazionali di categoria che a fine dell'anno scolastico, quindi stiamo parlando di fine giugno, vengono appunto in Sardegna e vengono a Nuoro per questa manifestazione, con un'attività di promozione da parte nostra veramente importante, tant'è che la risposta del pubblico ci ha un po' sorpreso, perché normalmente insomma, non eravamo abituati a queste presenze, e questa è, sono sincero, quando giocava l'Italia era così, quando giocava le altre squadre un po' meno, però ogni paese dell'Italia avevamo diciamo, gli spalti pieni, e anche con un tifo molto interessante, che era una cosa molto simpatica, che forse hanno aiutato anche le nostre ragazze. Per cui proseguiamo questa attività, ecco qua abbiamo addirittura sul retro dovuto ampliare con la zona food, che poi è diventata anche questa insomma, zona per gli spettatori, e si comincia a fare questa esperienza che ha portato poi i numeri che poi vedremo. In questo caso poi la fortuna è che abbiamo avuto anche il successo sportivo di questa squadra, di cui molte di queste ragazze tra l'altro oggi sono a nazionale maggiore, è una di quelle nazionali tra le 6 che giocheranno il torneo olimpico di Tokyo, per questo che Lucio diceva eri a Tokyo, perché stiamo organizzando la parte di competenza della nostra disciplina per gli imminenti giochi olimpici, e per cui insomma abbiamo verificato che tutte queste ragazze avevano veramente all'interno dietro anzi la loro presenza dei numeri interessanti. Ribadisco, tutte persone che chiaramente, oltre che i turisti, anche queste ragazze avevano dovuto pagarsi tutto per la permanenza. Per cui abbiamo avuto anche un ritorno televisivo, insomma, le partite erano in diretta web, per cui abbiamo avuto dei buoni ritorni, ma anche la televisione poi sarda insomma, ci ha dato un buon riscontro, facendo crescere ulteriormente la visibilità di questa disciplina, con un titolo importante che mancava tra l'altro dall'Italia da qualche anno. Per cui diventiamo campioni, questa è la fotografia insomma, dei campioni d'Europa, e quindi andiamo sui numeri. Su 6 nazionali era facile contare perché noi avevamo le tribune, erano quelle che insomma, erano sempre piene, per cui circa 5.000 spettatori complessivi. Non sono grandi numeri, ma sono numeri importanti per noi e per
perché noi ci ricordiamo dove siamo partiti, con 10 giorni di permanenza a Nuoro, per un totale di circa 2000 presenze tra appunto le delegazioni, gli arbitri, tutti gli ufficiali di gara, i genitori e quant'altro, tutti gli alberghi della città di Nuoro, ma non solo, perché poi molti genitori facevano la spola tra la costa e il campo, ma tutti gli alberghi di Nuoro e qualche B&B e anche qualche appartamento affittato, insomma, erano per quei 10 giorni, diciamo che abbiamo creato appunto un giro d'affari che abbiamo quantificato tra agenzie di viaggio, perché molti poi nella nostra organizzazione che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto alla nostra agenzia di viaggio locale comunica a queste federazioni che tu sei anche interessato a organizzare non solamente il viaggio, ma anche gli alberghi, ma anche l'extra torneo, per cui creando un piccolo giro che abbiamo appunto poi quantificato in circa 100.000 euro per la città di Nuoro, il grosso, più appunto quello che per noi non è un nostro dato, che sono appunto i genitori turisti che sono sfuggiti al nostro, tra virgolette, controllo e che chiaramente hanno poi comunque soggiornato nella nostra isola. Quindi sono numeri per noi, ripeto, importanti, che ci hanno fatto dire, questa è una foto che noi abbiamo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport 15 anni fa, e quindi però ce lo voglio ripresentare per dire che in effetti in Sardegna si può anche venire non solamente per il mare ma anche per lo sport. E questa è una foto che facevamo con la nostra squadra, ripeto, 15 anni fa, per cui eravamo già avanti su questo ragionamento, con questa cosa che era sembrata simpatica e che poi pubblicammo sulla Gazzetta dello Sport, e là ricevemmo anche un po' di risate prima, perché era, insomma, siete un po' dei pazzi, sì, e lo eravamo, però insomma siamo stati veramente contenti di aver fatto questa esperienza, che continua nel 2020 con l'organizzazione di un progetto che abbiamo in mente, che si rifà al fatto che nel 2020 corre il 60° anniversario delle Olimpiadi di Roma del 1960, e su cui stiamo costruendo un percorso che sia sì sportivo, quindi con la presenza probabile dei 2 nazionali che poi giocheranno a Tokyo a luglio del 2020, che sono Italia e Messico, che sono le 2 già qualificate, con una serie di convegnistica, la presenza di soggetti appunto internazionali che ci ricorderanno, parlo un po' da nuorese appunto, la memoria dell'unica medaglia di bronzo che noi abbiamo vinto come nuorese, insomma, con Manironi nel 1960 nella pesistica, ma anche ci riporteranno un po' di storia e informazione su come sta cambiando lo sport dal appunto 1960 al 2020 in un'occasione così importante. Voleva essere solamente appunto questa la mia breve esperienza, testimonianza rispetto a questa importante appunto giornata di oggi, per dimostrare che anche nelle piccole realtà in Barbagia è possibile fare appunto un po' di attività legate al turismo, facendo crescere le nostre ragazze e facendo conoscere alle persone che vengono da noi appunto il nostro mondo. Quindi grazie della vostra disponibilità. Grazie. Grazie mille.